Ci sono tante attività legate allo studio delle persone, al lavoro, che possono diciamo essere immaginate come un percorso per il reinserimento sociale. Lo vorrei dire a tante persone: noi facciamo questo tipo di attività per restituire persone che non ripetano i loro reati, per dare più sicurezza. Quindi è nostra intenzione avvicinare l'esterno all'interno del carcere, in modo tale che le già pregevoli attività che si fanno all'interno del carcere con le cooperative sociali, con le aziende che investono, con le strutture istituzionali della scuola, con le associazioni di volontariato, possano essere pensate anche da chi sta fuori come un investimento per la sicurezza, perché è più importante che una persona che qui sta per un periodo ad eseguire una pena, a scontare una pena, quando esca abbia un'opportunità di non essere di nuovo reclutata dalle organizzazioni criminali. È un investimento per la giusta pena, per la giustizia giusta e nello stesso tempo anche per la sicurezza dei cittadini. Sento ovviamente tante volte questo come una specie di liberazione, no? Puniteli, buttate la chiave, ma in realtà noi abbiamo il dovere di avere persone che quando sono in carcere devono avere la certezza della pena, ma quando l'hanno finita non devono essere più pericolosi di prima. Per cui a quelli che dicono solo punizione, io dico attenti che nel momento in cui non c'è un percorso per il quale peraltro si impegna la polizia penitenziaria, gli operatori, gli assistenti, coloro i quali lavorano in queste strutture, in realtà sono più alti i numeri della recidiva. Noi impieghiamo 3 miliardi di euro per il sistema penitenziario in Italia e abbiamo un alto tasso di recidiva. Questo significa che noi possiamo investire meglio i nostri soldi per avere minore recidiva. Recidiva significa ricommettere lo stesso reato. Noi non dobbiamo far diventare gli istituti di pena dei luoghi di peggioramento e anche di maggiore pericolosità. Dobbiamo restituire un servizio di sicurezza e questo è il motivo per il quale facciamo queste attività e invitiamo tutti coloro i quali possono a darci una mano. È un vanto e una soddisfazione per me, ma non soltanto per me, per tutta la struttura, per tutti i miei collaboratori, vedere che le persone se ne vanno sempre dando i complimenti a chi opera in questa realtà. Io mi permetto di ricordare, non è una realtà facile e pertanto secondo me quando le persone la visitano e se ne vanno soddisfatti per gli sforzi che vengono fatti per portare avanti questa missione, è una soddisfazione e un vanto che è giusto, non per me, ripeto, ma per il personale, che venga resa pubblica. Siamo all'avanguardia, diciamo, rispetto a tante realtà della nostra nazione. E credo che tutti possano imparare da questa esperienza, certamente importante, ma soprattutto questo valore che purtroppo non è di tutte le regioni, è una particolarità molto nostra, che è quella del rapporto con il volontariato, con le associazioni di volontariato che ci sono nel territorio. E questa apertura non è, perché io se parlo anche con dei miei colleghi, non hanno questa disponibilità e questa apertura nei carceri dei loro territori. E questo è un grande valore, certamente sì. Potremmo insegnare qualcosa anche agli altri.